vi lascio anche i comunicati assessivi. Sì, ce ne sono abbastanza, sai. No, questi sono vuoti. Questi sono di bellezza. Ah, ok, allora sì, sì, li togliamo allora. Aspetta, qui. Sì, Puoi mettere uno per uno. Tutto bene? Qualche minuto, sì, tempo che si accomodi anche il governatore. Ecco qua. Sì, sì, sì. Non è a caso, vedi? Senza parlare. No, no, lo facciamo sedere a fianco a te. Prego, governatore. Dottoressa, buongiorno. Ah, governatore, lei dice vuole intervenire subito perché da protocollo mi dicevano sarebbe stato poi dopo, come preferisce? Sì, Presidente Fiera, va bene, va benissimo. Egregi signori, prego di accomodarvi cortesemente. Clara? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti i presenti, grazie dell'interessamento, grazie a voi come partecipanti, grazie ai media che hanno attribuito rilievo all'iniziativa, grazie ovviamente anche agli sponsor e soprattutto agli esimi relatori. Grazie a Clara Campese, ideatrice di questa iniziativa, nella quale ci ha messo il cuore. E devo dire, Cavalli in Villa non è altro che la dimostrazione pratica di una concreta interazione tra privato e pubblico, alla luce di quelle che sono il migliore applicazione del principio di collaborazione, quando l'operosità del singolo, del cittadino, dell'associazione incontra l'efficacia, l'efficienza e, permettetemi, anche la sensibilità di chi rappresenta l'amministrazione, la pubblica amministrazione, è chiaro che il risultato di quel partenariato pubblico-privato dà i migliori risultati. A breve vi illustreremo quelli che sono i risultati 2022 e la presentazione del 2023. Prima di tutto però passerei la parola al presidente di Verona Fiere, il dottor Bricolo, al quale lascio immediatamente la parola. Sì, grazie mille, grazie per l'invito. Complimenti agli organizzatori di questa iniziativa, alla dottoressa Campese, devo dire anche complimenti alla Regione Veneto perché anche ieri ero qui sempre per una conferenza stampa di presentazione di un'iniziativa che abbina la cultura al mondo dei cavalli. Il drappo verde, no? Dante cita in Divina Commedia questa corsa di cavalli che come premio aveva un drappo verde che veniva fatta a Verona. E ieri appunto c'era un'iniziativa portata avanti appunto anche dalla regione dove si vanno a coinvolgere i ragazzi delle scuole che sono poi quelli che vengono formati e che vanno a formare ulteriori ragazzi, in questo caso parlando di Divina Commedia ma parlando anche di tutto il mondo dei cavalli. Complimenti per questa sinergia che è nata fra appunto Regione Veneto, la FISE Veneto e l'Istituto regionale Ville Venete che di fatto va a abbinare il cavallo con le ville, i cavalli nelle ville venete ovviamente ci sono sempre stati, ma riuscire a portare avanti anche un'iniziativa culturale che riesce
a uscire dal segmento solo del cavallo per ampliare anche iniziativa di questo tipo, sicuramente è una cosa che a noi fa solo che piacere ospitarvi qui a Fiera Cavalli, nei tanti eventi che ci sono. Poter parlare anche di questo è per noi un grande valore aggiunto. Grazie dunque a tutti i relatori e complimenti per questa bellissima iniziativa. Grazie a lei Presidente, grazie a lei che rappresenta in questo momento tutta la fiera. Una parola, grazie al Governatore Dottor Luca Zaia per la sua presenza e il suo interessamento a questo progetto. A lei la ringrazio. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Un saluto indifferenziato a tutti i presenti, così evito di fare incidenti diplomatici. Posso dire benvenuti a Fiera Cavalli e un grazie veramente di cuore al Presidente Bricolo per il grande lavoro che stanno facendo. Siamo nella fiera più grande al mondo. Ci saranno più o meno 160.000 visitatori e oggi siamo qui a presentare un'iniziativa che non è un di cui della fiera. Stiamo parlando di due grandi eccellenze, i cavalli. Il Veneto ha 9.000 allevamenti con 27.500 soggetti allevati, dei quali 7.700 asini, e si offende l'asino quando si dice a qualcuno asino, e dall'altro ovviamente le ville venete. Noi abbiamo 3.807 ville venete censite, e il Friuli Venezia Giulia in questa partita ne ha altre 453 se non ricordo male. Ricordo che l'85% delle nostre ville sono private e un 8%, 8,6 sono pubbliche, per dire che per noi è un grande patrimonio e soprattutto una regione come la nostra, che è la prima regione d'Italia per turismo, facciamo 73 milioni di presenze e voglio ricordare che il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, è fondamentale creare assolutamente la promozione dei binomi, in questo caso le ville venete, quindi il mondo della cultura con quello che è il mondo dell'equitazione, del turismo equestre e quant'altro. Ho letto da qualche parte sono 50.000 i visitatori dell'anno scorso 2022 e penso che si va con un crescendo, aumentando il numero di ville e poi anche il numero di visitatori. Quindi ben venga questa iniziativa, noi la sosteniamo, continuiamo a sostenerla. Ringrazio tutti quelli che l'hanno progettata e quelli che ci lavorano e anche tanti volontari, perché poi con le ville venete si coinvolgono le proprietà delle ville e quindi un ringraziamento ai proprietari, ma anche ovviamente a tutti coloro che ci lavorano e il mondo del volontariato. Io non aggiungo altro, noi abbiamo sempre un obiettivo, crescere e essere sempre in prima fila e penso che a questa regione abbiamo ridonato uno standing che non aveva più sotto molti profili e penso che questo sia grazie al lavoro di tutti noi veneti che difendiamo quotidianamente la nostra identità e la nostra regione. Grazie e buon lavoro. Governatore, non vada via, c'è un presente, un omaggio per lei da parte di Cavalli in Villa. Beh, allora dopo la presentazione, il saluto del Presidente di Verona Fiere e del Governatore. Buon proseguo. A questo punto ritengo che la parola vada alla ideatrice, all'organizzatrice, con tanto piacere e affetto, Presidente di Fise Veneto, che ha fortemente voluto questo evento e si è adoperata per la miglior riuscita, la quale poi deriva dalla sinergia, dalla cooperazione di tutti quanti. Un saluto anche a tutti gli altri presenti, illustri presenti, che vedo, e come ha fatto il Governatore, senza menzione del nominativo, ma con un sorriso di comprensione. Clara, a te la presentazione dei risultati 2022 e un accenno su quelle che sono le prospettive 2023. Benissimo, grazie e benvenuti a tutti. Io sono veramente molto felice nonché onorata di vedervi tutti qui. È chiaro che il vostro supporto è fondamentale come in tutte le cose, in tutte le azioni umane. Cavalli in Villa è un progetto che ha avuto, come sapete, il suo esordio quest'anno, è nato nel 2022 da una idea legata ad una fortissima passione che mi riguarda, ma riguarda anche tutti i miei collaboratori per il cavallo. Però anche
Poi, in virtù del ruolo che svolgo all'interno del Comitato regionale Veneto, avevo capito che fosse necessario, o meglio opportuno, poter fare qualcosa per portare il cavallo al di là, fuori dagli steccati, per far sì che potesse essere molto più visibile e quindi anche alla portata della collettività. Quindi, in poche parole, potesse essere conosciuto in tutte le sue sfumature, in tutte le sue attitudini. Quindi questo è stato l'incipit che ha portato poi a strutturare questo progetto. Però c'è anche un'altra finalità che è insita nel progetto, ed è una finalità particolare in cui crediamo molto, e che è quella di poter portare avanti parallelamente l'attività sportiva, lo sport con la cultura. Cultura è non solo un elemento fondamentale per una società che evolve, per una società che vuole essere stabile, ma è anche fortemente legata alla tradizione, alla storia e ai valori che attraverso il cavallo, le attività con il cavallo, noi vogliamo portare avanti. Terzo aspetto, non di poco rilievo, non di meno rispetto a quello che ho detto, è il fatto che questo progetto ha la capacità, o per meglio dire, permettetemi, ha un valore aggiunto, che è quello di mettere in collegamento, di dialogare in modo trasversale con tante realtà, con tante dimensioni, con tanti settori dell'economia, e quindi anche di produrre in un certo qual modo qualcosa che sia utile anche al network. Tant'è che si svilupperanno, lo vedrete poi nelle slide che velocemente ora vi condividerò con voi, vedrete come si possono sviluppare relazioni B2B, B2C, ma anche con le istituzioni. Noi da questo progetto abbiamo imparato tantissimo, e vorrei, prima di passare alle slide, ringraziare, e questa è una situazione ufficiale, ringraziare in modo particolare tutti i collaboratori, come ha detto prima il Presidente Zaia, tutti i collaboratori, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. E ringrazio anche di cuore, senza citarli nell'ordine perché sono tantissimi, ma ognuno, vorrei che il mio messaggio arrivasse dritto al cuore, a tutte le aziende, a tutti gli sponsor che hanno consentito la realizzazione di questo, nonché, non per ultima come importanza, all'Istituto regionale Ville Venete, quindi anche alla Regione Veneto, che ha ritenuto di dedicare fiducia ad un progetto che ovviamente non si sapeva come sarebbe andato a finire. Volevo dire che abbiamo un ospite, Katia Ricciarelli. Eccola qui, e l'aspettavamo! Signora Ricciarelli, buongiorno, benvenuta, benvenuta. Grazie Susi. È il traffico, hai fatto, venite a cavallo. Susi. Grazie per questo bellissimo intervento, per questa bellissima presenza, grazie a lei. E approfitto per fare un invito di cui si è già parlato anche con Clara, nella sua qualità di ideatrice di Cavalli in Villa, ma anche di presidente del Comitato Veneto, che è quello di ampliare il concetto e quella che è la portata dell'iniziativa di Cavalli in Villa ed estenderlo anche a quello che può essere una parte teatrale, musicale, insomma. Sicuramente sarebbe un ulteriore apporto di considerevole apprezzamento e valore. Clara, prego. Allora, per la regia chiederei per favore di poter far scorrere velocemente le slide, io le seguo di qui che sono più vicine. Allora, è una rapida sintesi, in questa slide vedete le prime 4 ville, benché gli appuntamenti fossero 5, che sono state coinvolte, Abano Terme, la Villa Bassi, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, Villa Pisani Bonetti e Parco dell'Ippodromo Lonigo, e le ultime 2 tappe si sono svolte a Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto. Ora approfitto subito per dare con voi e condividere un aspetto importantissimo. Con Rossano Veneto, con tutto rispetto anche per le altre amministrazioni, abbiamo avuto veramente l'onore di poter contare su un'amministrazione talmente efficiente che quasi ringrazio la sindaca Morena Martini che è qui presente, il vice sindaco Davide Berton,
perché guardate, si sono quasi sostituiti all'organizzazione, quindi più di così non potevano fare. Ora, tornando a noi, vedete che con questo grafico circolare, nel circolo interno, vedete tutti quelli che sono, in sintesi, le dimensioni, le realtà, i comparti che vengono toccati. Quindi dicevo, come cappello, sempre l'economia in generale, che attraverso lo sport noi abbiamo evidenziato come FISE le discipline olimpiche, in particolar modo il salto ostacoli quest'anno. Ma vi anticipo già, per il 2023 ci sarà un'altra disciplina olimpica, il concorso completo di equitazione, patrocinato dal cavaliere olimpionico Roberto Rotatori, che coordinerà tutti i lavori. Ma ci saranno anche le discipline del polo, dell'horseball e degli attacchi. Quindi vedete, 2022 solo salto ostacoli, 2023 passiamo a ben 5 attività sportive. Poi le pubbliche relazioni che sono state alla base di questo progetto e coltivate in più contesti, in particolar modo anche in quelle che sono state le cene che tutti i sabati sera hanno accompagnato Cavalli in Villa, cene riservate a degli invitati, agli ospiti, e che hanno all'interno accolto anche una finalità, diciamo, benefica, di charity nel vero senso della parola, perché come in tutte le azioni umane noi crediamo fortemente che un'attenzione a quella che è anche diciamo, le difficoltà che il prossimo può incontrare non possono essere trascurate da una collettività che con la C maiuscola, che si degna di essere fregiata di questo nome. Quindi abbiamo molta attenzione anche a questi aspetti. Importantissimo, cultura e storia. Il format del progetto prevede sempre che il sabato pomeriggio vengano organizzati dei convegni. Noi nel 2022 abbiamo avuto la disponibilità del professor Vittorio Sgarbi, che ci ha ovviamente arricchito la nostra conoscenza presentando gli ultimi suoi 3 libri, ma abbiamo avuto anche forum e convegni di economia con il presidente della Fondazione Cassa Marca Treviso, con il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, con il professor Azzariti, presidente di Salone d'Impresa, e così via. Quindi mi permetto di evidenziare, vedete quante cose, quanti aspetti Cavalli in Villa va a toccare e quanti stimoli, quante opportunità propone, per cui si affaccia e coinvolge una gamma eterogenea di interessi. Un'altra parte importante è la parte dell'intrattenimento e dello spettacolo, perché anche qualificare meglio la nostra vita utilizzando e gestendo nel miglior modo possibile, magari anche in modo sano, il nostro tempo libero, è un aspetto, è un messaggio che noi parimenti cerchiamo di evidenziare. Ci sono state forme di intrattenimento molto particolari, coordinate dal direttore artistico, il cavalier Franz Pagot, che al momento è all'estero, e che con Action Horse e il Dipartimento di Fise Veneto del Teatro Equestre hanno messo in scena degli spettacoli veramente di grande qualità, di grande arte, e in cui il rispetto del cavallo è sempre stato tenuto al centro della rappresentativa. Poi questo aspetto importantissimo, vedete, il territorio. Il territorio sta alla base degli obiettivi di Cavalli in Villa. Abbiamo cercato, e cercheremo di fare sempre meglio ovviamente in ottica migliorativa, di abbracciare, di coinvolgere e dare visibilità e valorizzare il nostro territorio, che ben sappiamo si contraddistingue rispetto a tanti altri territori, non solo per le meravigliose strutture architettoniche che sono le ville venete, dicevano prima il Presidente, che contraddistinguono, identificano proprio il Veneto, ma abbiamo coinvolto associazioni e messo in collegamento tante associazioni che si occupano anche di turismo equestre, di equitazione di campagna. Cito, giusto per fare qualche esempio, Natura Cavallo, gli Amici del Cavallo di Lungobrenta, il Dipartimento Fise di equitazione di campagna, che hanno interagito richiamando molteplici appassionati di turismo equestre, dilettanti che si sono trovati all'interno della villa per percorrere insieme moltissimi tracciati che sono stati mappati, inseriti sul sito, e quindi sono fruibili ovviamente da tutti coloro che hanno passione per questo tipo di attività. Un'altra cosa importantissima, e su questo vorrei mettere in evidenza, abbiamo strutturato il villaggio del bambino.
Perché? Perché Cavalli in Villa, ma tutti, insomma, il concetto non è nuovo ovviamente, puntiamo moltissimo sulla formazione e il coinvolgimento dei bambini e dei giovani, perché è chiaro che loro rappresentano il nostro futuro. La caratteristica del villaggio dei bambini, sapete che cosa ha evidenziato? Voglio dare questo feedback in modo che ognuno possa fare qualche riflessione. La dirigente scolastica di Rossano, cito le ultime 2 appuntamenti, ha portato circa 400 bambini al giorno a visitare il villaggio del bambino. Bene, mi scuso con chi me l'ha già sentito dire. Mi ha riferito che alla domanda posta ai bambini che cosa ti è piaciuto di più dell'esperienza con i pony al villaggio del bambino, contrariamente a quello che io avrei pensato, mi ha detto che la risposta che è andata per la maggiore è stata prendersi cura, pulire il pony, abbracciarlo. Ecco, vedete, qui secondo me una riflessione va fatta, va condivisa, e quindi ognuno poi in cuor suo si sentirà di poter dare un contributo nella propria quotidianità, perché non è un dato da sottovalutare. Io vi dico, pensavo che avrebbero risposto: ma che bello fare il giretto sul pony, andare a cavallo, e in realtà invece non è stato proprio così. Quindi da questa esperienza è scaturita un altro passaggio. Abbiamo, grazie sempre alla collaborazione con la Regione Veneto, in particolar modo ieri l'assessore Donazzan ha confermato l'attuazione di un protocollo d'intesa che c'è tra Fise Veneto e la Regione Veneto per la promozione dell'attività con i pony e dei cavalli presso le scuole. Però c'è un particolare, che fino ad ora questo è rimasto un po' sulla carta, non aveva seguito. Con l'esperienza di Cavalli in Villa, con la sensibilità della Regione, inizierà a fine anno un percorso di avvicinamento delle scuole, delle classi primarie dell'Istituto Rodari di Rossano, che verranno con una cadenza quasi mensile a frequentare i circoli ippici della zona. Quindi la caratteristica è la continuità. Fino ad ora semplicemente si sono coinvolte le scuole, una tantum, però questo chiaramente non dava la possibilità né alle famiglie, né ai bambini, né agli insegnanti, né di creare una certa mentalità, una certa affezione nei confronti del pony, quantomeno poi di legarli anche a un'attività che è risaputo, è sana, forma, porta anche una certa educazione al rispetto dell'ambiente, al rispetto degli animali, al rispetto delle regole. Quindi questa parte che abbiamo ritenuto di dedicare ai bambini e alle scuole ha veramente una portata notevole, e queste sono le conseguenze. Prima di passare all'altro aspetto, vi dico anche che sempre con le scuole, prima di concludere, verrà sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto Agrario, è il primo ma ne seguono gli altri, abbiamo già parlato, di Castelfranco Veneto, per portare una maggiore specializzazione e competenza in ambito equestre. Quindi un domani ci possono essere anche risvolti di carattere lavorativo per inserire questi alunni all'interno delle nostre strutture. Quest'ultimo punto, l'integrazione sociale e l'inclusione sociale. Ecco, mi collego al discorso di prima, poi lo sentirete dalle parole della dottoressa Bregoli, la direttrice del carcere di Montorio. Tra i nostri volontari abbiamo avuto vari ospiti della casa circondariale, questi detenuti, e ve la dico in 2 parole, devo dire che hanno fatto a gara, e dico così, a gara, per mettere in evidenza la loro disponibilità, la loro buona volontà. Quindi noi non abbiamo fatto nulla di strano, in realtà abbiamo semplicemente dato un'opportunità a queste persone per poter anche provare a riscattare un po' la loro dignità, e poi chissà che un domani attraverso il cavallo, perché è sempre lui il maestro, è sempre lui il mago, è sempre lui che ci permette di fare tutto questo. Ecco, questo potrebbe essere, secondo me, un gesto che avvalora anche questi esseri umani. Ecco, possiamo passare alla slide successiva, non vi trattengo. Quindi dall'ideazione, dicevamo, alla realizzazione, qua c'è solo qualche foto ma poi la vedremo in un video. Questo è il settore sportivo, come dicevo, il salto ostacoli in primis, però l'anno prossimo ci saranno ben 5 discipline. Una cosa voglio evidenziare per lo sport è che, e questo lo dico perché lo garantisco,
in tutte le manifestazioni viene garantito il massimo rispetto per il cavallo, il massimo rispetto per il benessere del cavallo, perché guardate bene, ci sono tante iniziative che coinvolgono il cavallo. Io questo lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Ce ne sono tante, però attenzione che c'è molte cose, molta facciata, perché i veri contenuti li possono notare e osservare solo chi conosce la materia, per cui l'apparenza molte volte va bene, ma dietro le quinte non sempre c'è un'attenzione legata a una competenza che ci deve essere a monte. Come in tutte le cose, la competenza è fondamentale. In queste manifestazioni la sicurezza, il rispetto degli animali è garantito. Questo ve lo dice la sottoscritta, per quel poco che può valere la mia affermazione, però è questo. Grazie. Grazie. Ecco, ricapitolando, cioè richiamando, vedete la parte dei convegni, qui abbiamo un elenco di relatori, solo alcuni in ordine di presenza nelle ville: l'avvocato Azzano Cantarutti dell'Associazione Ville Venete, il dottor Luigi Bisignani, il dottor Franco Sensini, direttore dell'Istituto Regionale Ville Venete, il professor Amerigo Restucci, presidente dell'istituto, l'architetto Giuseppe Rallo, che è il direttore della soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, l'artista Saul Costa, il dottor Federico Capraro, di cui ho parlato prima, l'avvocato Luigi Garofalo, la professoressa Morena Martini, Ferdinando Azzariti, presidente di Salone d'Impresa. Questi sono solo alcuni dei relatori che ci hanno onorato della loro presenza. Questo ricapitolo riguarda appunto le scuole, come vedete, e erano stati, avevo dimenticato, perdonatemi di dire prima, che avevamo proposto alle scuole un bando artistico. Ci siamo riempiti di meravigliose opere d'arte di questi bambini, veramente non saprei che cosa scegliere, si sono impegnati. Alcune di queste opere d'arte, sappiate, lo dico anche al nostro presidente Di Paola, concorreranno domani al premio Horse Emotion in sala Puccini, e sono proprio i disegni dell'istituto di Rossano. Per quanto riguarda appunto il turismo equestre, vi ho già fatto menzione, si vedrà poi, dopo queste slide, abbiamo predisposto un piccolo video riassuntivo, cioè che cerca di riassumere tutto questo grande come dire, incedere di attività, e vedrete poi che cosa ha mosso anche per il turismo equestre. Ecco, questo è un aspetto importantissimo, le e-bike. Vedete come Cavalli in Villa dialoga trasversalmente, eccolo qua. Sempre in comune hanno le selle, però selle dei cavalli e attività motoria. Nel 2022 abbiamo semplicemente proposto al pubblico un'esperienza sulle e-bike, grazie alla disponibilità di Ascol, di Villiers, di non ricordo la terza azienda che produce comunque queste biciclette. Abbiamo organizzato gratuitamente dei tour per far provare a delle persone che mai erano saliti su una bicicletta elettrica. In realtà non sono salita ancora, non ho avuto tempo neanch'io, ma proverò. Proprio perché crediamo che la parte esperienziale, l'approccio alla prova, possa dare la possibilità anche a chi non ha abitudini virtuose motorie, perché magari conduce una vita sedentaria, di appassionarsi, perché con la bicicletta elettrica alla fine può fare facilmente movimento. Vi do un'anticipazione sul 2023. L'assessore Corazzari alla cultura e allo sport. Buongiorno assessore. Possiamo fare stare. Grazie Elisa, perché io ovviamente non vedo. Dicevo, per il 2023 vi anticipo che cosa abbiamo fatto. FISE Veneto ha stabilito una partnership organizzativa con la FICI, Federazione Ciclismo, Federciclismo. Ringrazio il presidente Checchin che ha accolto la nostra proposta di sviluppare insieme la parte equestre del turismo equestre con la parte del cicloturismo. Guardate che questa è una novità assoluta. Perché? Perché molti dei percorsi verranno ovviamente e saranno fruibili da entrambi gli appassionati, ma saranno poi, grazie anche a Davide Geronazzo, la nostra guida nonché atleta molto noto, verranno strutturati dei percorsi che potranno anche collegare tutte le ville fra loro. Quindi questi sono aspetti che vedete hanno a che fare anche con una proposta che riguarda il benessere della persona, riguarda sempre la qualità della vita. Quindi ci sono tantissimi messaggi che Cavalli in Villa promuove e tante relazioni che lo stesso progetto cerca di promuovere.
Abbiamo avuto gli stand espositivi all'interno delle 5 manifestazioni, più di 100 stand espositivi. Anche questo è un modo per coinvolgere il nostro territorio, perché al di là delle aziende che producono attrezzature equestri c'erano anche aziende del territorio, con in particolar modo attività di enogastronomia, vitivinicola e quant'altro, e per cui si sono create, ecco, delle opportunità per i visitatori ma anche per gli abitanti. Siamo in fase conclusiva, ecco, dicevo lo spettacolo di cui vi ho parlato prima, e una caratteristica vorrei evidenziare sempre nell'onda del benessere. Vedete, c'è questo pianista col pianoforte a coda, il famoso Paolo Zanarella, noto, vero Elisa? Ecco, Paolo Zanarella, che suonava con questo pianoforte a coda all'interno del campo gara, e la particolarità è che il suo strumento è accordato a 432 Hz, che è una frequenza, la signora Ricciarelli lo sa sicuramente, una frequenza naturale che fa bene. E, eccolo qui, ecco qui, il sottosegretario. Benvenuto professor Vittorio Sgarbi, venga ad accomodarsi con noi. Ecco, è arrivato. Professore, buongiorno. Ben arrivato. Alle 11. Sì, mi sono sbagliata sicuramente. Sì. Si accomodi, professore. Ecco. No, lì, vicino al presidente Di Paola, dottoressa Bregoli. Sì, grazie. Fuori dal monitor sono le camere, non ti vedo. Ah, ok, perfetto. Va bene. Finisco così poi lasciamo la parola. Quindi con il pianista fuori posto, con questa melodia che armonizzava, ecco, tutto l'ambiente. Procediamo con l'ultima slide. Ecco, questa è una forma di partnership organizzativa con ASI. Quindi vedete che nelle varie tappe erano presenti delle vetture d'epoca nel numero di 10 e venivano non solo lasciate in forma statica a disposizione dei visitatori, ma facevano anche il loro ingresso in campo una dietro l'altra e veniva ben raccontata la storia, il contesto storico in cui queste vetture venivano utilizzate. Quindi vedete il richiamo sempre alla cultura, al nostro passato, alla nostra storia, a chi eravamo. L'ultima slide, integrazione e inclusione. Vedete, le persone che hanno la felpa a Bordeaux di Cavalli in Villa sono alcuni degli ospiti della casa del carcere di Montorio che hanno collaborato per la realizzazione, da un punto di vista operativo, dicevo, alla realizzazione di Cavalli in Villa. Bene, possiamo andare avanti. Questi sono alcuni dati relativi ai soli 6 mesi, 7 di attività. Circa più di 150.000 utenti su Facebook e Instagram, più di 3.000 followers, visualizzazioni video, più di 8.000 visualizzazioni a video, visite del sito, più di 11.000 visitatori, e l'ufficio stampa che riporta contatti con TV nazionali, locali, radio, testate di settore e quant'altro. Un grazie, lo ripeto, a tutti gli sponsor, in particolare ai main sponsor Capitalia e Drasis, agli official sponsor. Un grazie in modo particolare, possiamo scorrere poi ai media partner, agli sponsor tecnici, ai financial partner e ai partner istituzionali. Ovviamente non sono in ordine di importanza, quindi la Regione, l'Istituto regionale delle Ville Venete. Veramente un grazie particolare rivolgo, e qui presente, sempre dietro le quinte, anche al dottor Sensini, che veramente mi ha dato un grande supporto. Anche quando avevo bisogno di qualche consiglio, chiamavo e avevo sempre una risposta pronta. Grazie. Grazie. Grazie Clara. Prima di passare la parola al professor Amerigo Restucci, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, e approfitto per fare un saluto, visto che è intervenuto il governatore dottor Luca Zaia, a quello che è il suo staff di presidenza, l'onorevole Elisa De Berti, devo dire, senz'altro il dottor Federico Meneghesso, che è sempre componente dello staff di presidenza della Regione Veneto, l'avvocato Francesca Scatto, presidente della sesta commissione cultura e sport della Regione Veneto. E l'assessore l'avevamo già annunciato, adesso. E grazie anche assessore. a lei. Professore, a lei il microfono che vede sulla sua sinistra, con gratitudine, perché questo è stato realizzato all'interno. Sì? Il professor Restucci. Il contenuto è Cavalli in Villa, la cornice sono le Ville Venete. Grazie. Ecco,
No, le ville sì, ma direi che oggi però celebriamo qui intanto la città di Verona che ci ospita, l'ente fiera che fa tutte le cose segnando un punto prezioso dell'attività di cui è capace il Veneto e poi le ville. Tutti si chiederanno che cosa si può fare con le ville. Beh, insomma, le ville, lo ha detto il presidente Zaia, sono 3.800 e cercano di portare avanti la loro identità, non solo dell'architettura che le caratterizza, ma anche dei contenuti che hanno portato avanti nel tempo. E oggi i proprietari delle ville cercano di animarle con varie attività e quindi siamo stati ben lieti come Istituto Veneto e poi i proprietari. Professore, si sente poco. Accidenti. Beh, allora è così. Eccolo qua. Allora ricomincia. Allora ricomincia. No, e quindi diciamo che le ville ospitano questa serie di attività e sono testimoni del fatto che sono proprio elementi di. Porca miseria. Allora mi siedo a questo punto. Senti bello in piedi. E allora dice Ancora di più. ancora di più. Professore, eccolo. Allora ricomincio per la terza volta adesso. Beh, insomma, ho detto che ci ospita Verona, ci ospita l'ente fiere, ci ospitano questa bellissima attività dei cavalli e le ville sono proprio testimoni di una loro storia che viene molto da lontano, quindi non è solo la storia dell'architettura ma anche di quello che ci sta attorno. Quando Palladio le aveva progettate aveva attorno anche un colloquio col territorio, Ora ricomincio di nuovo. Devi imparare dalla Ricciarelli, bisogna baciare il microfono. Vabbè, insomma, adesso no, dicevo appunto le ville sono testimoni di una storia, ma anche colloquiano con quello che gli sta attorno, in sostanza. Ed è bello anche guardare al contesto che le caratterizza. Un po' di buoi sono scappati dalle stalle, però ancora oggi le ville hanno attorno un segmento di paesaggio che in questo momento c'è un'idea di valorizzarlo proprio essendo 3.800, sono tanti birilli incastonati nel territorio veneto e dal momento che la regione Veneto ha impostato il suo piano paesaggistico potrebbe esserci proprio una norma di salvaguardia delle ville e del contesto paesaggistico che le caratterizza. E poi i cavalli che abbiamo ospitato con le iniziative che la Campese vi ha raccontato. Sono proprio un elemento connaturato con la storia del Veneto e con la storia di Venezia. Insomma. Venezia nella sua storia a un certo punto si accorge dell'importanza dei cavalli e li alleva in Puglia, in una bellissima masseria tra Ostuni e Fasano, la Cavallerizza, dove ci sono questi allevamenti storici e poi li porta attraverso le navi a Venezia. E poi il cavallo, insomma, nella storia della città, fino al Settecento i cavalli correvano per Venezia, insomma. E poi ripenso a San Marco, insomma, il fatto che si dice sempre una traslazione, il furto dei cavalli che Venezia porta avanti nel 1204 da Costantinopoli e poi l'incastona nella basilica, sono quelli più fotografati. Io consiglio sempre di andare ovviamente a vedere gli originali all'interno che ci sono emozionanti. Le copie che sono sulla facciata, se si fanno la foto, poi sulla chiappa del cavallo c'è scritto Fonderia Brustolon Brescia, quindi non so se si fanno la foto per la fonderia o per il cavallo, però sono pur sempre elementi di animazione e il fatto che oggi poi ci sia proprio questo colloquio tra l'iniziativa dei cavalli e le ville vi apre al fatto che per il futuro potete trovare anche le iniziative che la Campese ci ha illustrato nelle varie ville, ma che potranno portare avanti anche in altre iniziative. Qui c'è l'avvocato Rosy Marin che è testimone dell'attività di una delle ville più importanti e dentro si fanno concerti, attività varie, quindi le ville pulsano insieme al territorio. Mi fermo per la soggezione che ho verso Vittorio, se no entro in campo le cose di storia dell'arte, non le dico e le lascio poi a lui. Grazie. Grazie professore. Il presidente della federazione si è allontanato un attimo ma rientra immediatamente, quindi a questo punto da professore a professor Sgarbi, Io volevo sentire queste cose. Chiamano questo maleducato, dove è andato? se possiamo dare una voce al presidente dell'avvocato Di Paola, per cortesia, che comunque dovrebbe essere qui dietro.
Nel frattempo un saluto anche al collega Rozzi Marin, che ringrazio per la sua presenza, anche come colleganza. Presidente, a lei. Presidente della Federazione Fise Nazionale, avvocato Marco Di Paola. Grazie. Grazie. Scusatemi, grazie. Innanzitutto un complimento enorme alla mia Presidente regionale, ma anche al fratello. Devo dire, una delle occasioni dove di solito si dice dietro un grande uomo c'è una grande donna, qui c'è un grande fratello perché sta veramente facendo un lavoro enorme. E quindi grazie veramente. Grazie a tutti i partecipanti di questa bellissima occasione. Clara Campese ha avuto un'intuizione importante e ha focalizzato una situazione. Io prendo alcuni spunti. Ovviamente noi siamo una federazione sportiva, quindi la prima cosa che cerchiamo di fare è raggiungere obiettivi sportivi e obiettivi olimpici, quindi lo sport è il nostro riferimento. Però Clara nella sua intuizione ha parlato di cultura, perché la cultura è un valore importantissimo, un valore portante di qualsiasi società civile. E poi ha parlato di turismo, lei ha parlato di turismo equestre. Io vorrei ampliare questo termine turismo nella sua accezione più ampia, perché turismo significa anche economia. L'Italia, forse mi permetto di dire, onorevole, ha la sua materia prima nei beni culturali, ambientali, archeologici, e il turismo è la sua industria, quindi è un altro argomento importantissimo. Certamente ora voi vi chiederete: ma cosa c'entra tutto questo con lo sport equestre? Noi dovremmo fare sport? C'entra perché le federazioni si stanno sempre più evolvendo, quindi rimane la nostra missione principale dello sport, ma rimane anche la promozione dello sport. E la promozione dello sport vuol dire promuovere una filiera di valori che lo sport rappresenta, ma vuol dire promuovere anche un territorio dove si svolge lo sport. E quindi devo dire qua veramente i complimenti a questa intuizione a Clara Campese. Attraverso questa promozione dello sport, usando dei siti bellissimi, si promuove anche il territorio e quindi si riescono a mettere insieme tante sinergie per avere un risultato importantissimo. Quindi non voglio rubare altro tempo al nostro onorevole Sgarbi, che è molto più bravo di me come alla cartiera prima abbiamo, e quindi questo allora mi dà uno spunto per dire un'ultima cosa. Veramente complimenti pure per questa iniziativa sociale, perché lo sport equestre è fatto con un compagno che si chiama Cavallo, è un atleta che ci insegna dei valori importantissimi. Il cavallo non fa distinzioni, per il cavallo siamo tutti uguali, siamo l'unico sport dove uomini e donne competono insieme e le donne spesso vincono. Il cavallo non fa distinzioni di genere, non fa distinzioni di colore, di pelle, e ci insegna un valore importantissimo che è la solidarietà. E devo dire anche in questa occasione Clara Campese è stata molto brava, perché con il carcere è riuscito ad attivare un'attività di inclusione di questi carcerati che veramente attraverso il cavallo ci riesce a far capire come il mondo sia lontano ma molto vicino, e quindi anche questa è stata un'altra bellissima occasione. Grazie. Io passerei la parola alla dottoressa proprio Bregoli, che è la direttrice del carcere di Montorio, che veramente ha dato... che ha creduto immediatamente nel progetto ideato da Clara. Si è creata subito una sinergia. Ecco, Cavalli in Villa è proprio l'esempio di una sinergia tra privato, associazione, ente pubblico, istituzioni varie. Di fondo però c'è sempre la sensibilità della persona. Dottoressa, a lei. Buongiorno, penso di poter restare seduta perché anche se mi alzo non cambia molto, per cui buongiorno a tutti.
Io penso che quando i padri costituenti hanno scritto l'articolo 27 della Costituzione, forse neppure la loro illuminata saggezza giuridica, culturale, sociale ed umana poteva pensare ad una occasione straordinaria di applicazione davvero dell'articolo 27 della Costituzione. Che cosa manca a questo progetto? Veramente nulla. È un'occasione straordinaria di ritorno nella società in maniera graduale, ma soprattutto è data l'opportunità ai detenuti di gestire in maniera consapevole e responsabile la loro libertà. Libertà che è stata gestita davvero molto bene. Ringrazio certamente la dottoressa Campese per avermi proposto questo progetto, perché ciò che è scritto deve avere anche un contenuto. Se non ci sono realtà altrettanto sensibili come i nostri padri costituenti, il reinserimento sociale dei detenuti davvero resta una parola e nulla più. Quest'anno sono ancora presente, sono davvero più contenta rispetto all'anno scorso, perché quest'anno possiamo portare i risultati davvero molto soddisfacenti. Io penso che se la società non guarda al carcere allontanando i pregiudizi, vuol dire non cercare neppure la sicurezza dei nostri cittadini. Restituire un cittadino alla società con la consapevolezza di dover rispettare la legge vuol dire tutelare la nostra società. L'anno scorso il professor Sgarbi mi ha chiamato carceriera, davvero mi ha fatto piacere e mi diverte molto, perché quando oggi ho visto tra l'elenco dei relatori anche il mio insignificante nome, mi sono detta: ma che cosa ci faccio io qui? Che cosa ci faccio in mezzo al mondo dello sport, della cultura, della politica, dell'economia? Ecco, io personalmente non faccio nulla, ma hanno fatto tanto coloro che mi hanno consentito di essere seduta a questo tavolo, perché vuol dire che allora al carcere si può guardare anche in questa dimensione, e quindi questo è il mio grazie sentito. Ecco, prima di passare, grazie dottoressa, sempre apprezzabili le sue parole, sempre. Prima di passare la parola al professor Sgarbi, ricordo alla dottoressa Alban, direttrice scolastica dell'Istituto Agrario Sartor di Castelfranco, che avrò bisogno di lei per la sottoscrizione di quel protocollo intesa con Fise Veneto per i corsi di specializzazione in materia equestre. Quindi dottoressa Alban non vada via, e poi abbiamo bisogno di una sottoscrizione. Professor Sgarbi, a lei. Mi dai un po' quegli affari? Sì. Sono felice di salutare gli amici convenuti per questa occasione e anche valutando la loro capacità di vivere la dimensione sportiva, agonistica ed estetica del mondo dei cavalli e quella alla quale siamo indirizzati in questa iniziativa, che è il rapporto con la dimensione dell'arte, dei monumenti e della bellezza. È difficile immaginare qualcosa di più artistico di un cavallo nella sua stessa espressione competitiva della gara, e quindi era facile il collegamento che la dottoressa Clara Campese ha istituito, era anzi doveroso. Ma avendo nel passare dei giorni non cambiato natura ma status, io che sono stato invitato come persona che partecipa alle iniziative di presentazioni di libri, agli incontri, all'animazione dell'attività che accade nelle ville insieme a quella delle gare e del movimento dei cavalli, mi sento assunto il ruolo di sottosegretario di Stato di fare alcune osservazioni generali sulla questione che riguarda non solo questa iniziativa ma anche quello che stiamo vivendo, e cioè la fiera più importante d'Italia e la precarietà per cui un'autorità dello Stato deve tenere in mano l'altoparlante. Mi pare singolare che nessuno sia arrivato a capire che ci vuole un'asta, che uno parla in piedi e non si parla seduto, che non si legge, prescrizioni elementari,
e che occorre consentire che le persone che ascoltano gente che parla generalmente noiosa e capace solo di dire delle banalità possano almeno sentirli, per dire guarda com'è incapace quel sindaco, quell'assessore, quel presidente, quel sottosegretario. Voi avete la fortuna di non poterlo dire perché non avete sentito niente di quello che vi hanno detto. Ora, anche nel mio caso, io avendo la prima coscienza che condivido con una grande artista come Katia Ricciarelli, che c'è un rapporto fra tecnologia e voce, dopo aver fatto nella mia vita migliaia di conferenze, so che la prima cosa per essere ascoltati è quello che dicevo prima, cioè stare in stretto contatto col microfono. Non è facile dovendolo tenere in mano, È come fare l'amore fumando, non so se vi è capitato, però a me è capitato anche quello, di abbracciare delle donne che continuavano a fumare. Tu glielo lasci fare per buona educazione, ma può capitare di tutto. Quindi la prossima volta che vengo qui dico alla coppia campese del Grande Fratello, no, questo è ancora peggio, perché tu puoi tenere, come sa bene la Ricciarelli, il microfono in mano se devi cantare come Morandi 3 minuti, ma se devi cantare un'opera lirica non puoi tenerti in mano questo affare fallico e devi viceversa muoverti con le mani. Quindi dovendo io parlare almeno 8 minuti non va bene portare il gelato, che infatti dura il tempo di una canzone 45 giri, cioè 3 minuti, il gelato si mangia e finisce. Fatte queste indicazioni generali, vorrei anche dire che sarebbe da evitare la plastica e i bicchieri di plastica in una città così colta, importante, in una fiera così importante e grandiosa come Verona, ma evidentemente abbiamo perso anche il minimo criterio di decoro, di decenza e di buona educazione rispetto... Ecco. Non ancora, mi dice anche quello. Ecco, raggiunta finalmente la condizione di autonomia delle mani. Devo dire che sembrano delle battute perché sono un uomo spiritoso, anche se molto intransigente, ma insomma abbiamo raggiunto adesso, quindi propongo di ricominciare tutto e di far parlare l'amico Restucci, che è un uomo colto, sofisticato, è un uomo di sinistra per quanto ricordo, ma anche nei tempi in cui era più accesa la competizione fra destra e sinistra, che oggi è finita, cioè la sinistra è sparita, la destra fa cose di sinistra e la sinistra fa cose di destra, quindi è un gran casino e quindi tecnicamente però è un uomo colto, sofisticato, è sempre stato un amico e oggi, per quanto so, presiede l'Ente Ville Venete, un'istituzione fondamentale che non ha mai avuto personalità, forse sì, ha avuto qualche grande personalità, non so se nel ruolo di presidente come Renato Cevese, ma certamente lui ha una competenza che rende l'istituto glorioso anche della sua competenza e ha un'età anche molto avanzata, come vedete, cioè avrà 10 anni più di me, ma quando si diventa così maturi, si ha maggiore saggezza, non puoi più fare il professore, quelle cose materiali, un rapporto con... Devi fare il presidente, devi fare il sindaco, puoi fare il ministro anche a 90 anni, ma deve andare in pensione a 70 all'università, per cui il presidente Restucci è professore emerito, ma io veramente ho capito pochissimo di quello che ha detto e mi auguro il prossimo anno di avere 2 condizioni, l'asta, l'altoparlante e l'avvicinato, e poi una situazione in cui si possa parlare senza rumore circostante, perché è intollerabile che per la seconda volta io venga qua, questa volta con un ruolo, come dire, di rappresentanza, e la Fiera di Verona abbia questo rumore vagante, questo fragore che impedisce di fare una presentazione. Quindi dobbiamo ricominciare da capo, non so se fra 1 ora, 2 ore, oppure andando all'aperto, però è evidente che se tu fai un discorso occorre che tu abbia una stanza che abbia la possibilità di consentire una capacità di ascolto, per cui la concentrazione è difficile per chi parla. È singolare che la prima fiera del mondo non abbia una sala chiusa e quindi darò delle prescrizioni. Domani arrivo al Ministero e dico voi dovete, perché altrimenti è inutile fare discorsi, facciamo dei saluti o dei gesti come per i muti. Sapete che tu fai così, ecco. Di muti? Ci sarà, andiamo in una sala come quella. Perché una sala open space col casino della gente? Quindi voi siete come dei martiri chiamati a vedere il nostro sacrificio. Però fatte queste considerazioni che sono di metodo,
per cui mi auguro il prossimo, altrimenti non vengo, se non mi date una stanza in silenzio non vengo più, caro fratello, grande fratello, perché è assurdo, cioè Però possiamo tornare ai saluti, adesso facciamo tornare il governatore Zaia. Sì, questo mi fa piacere, mi ha chiamato mentre, avendo avuto l'indicazione che iniziava alle 11, mi è arrivato alle 10 meno un minuto che era alle 10. Io stavo nella stanza da bagno in una posizione comoda, ecco, e ho detto al mio amico Zaia, lasciami finire, e tu vieni. È così. Ma no, tu che sei il primo presidente d'Italia, la regione più bella d'Italia, la città più bella d'Italia, la fiera più importante del mondo, questo fragore intorno non è opportuno. Poi non si sente niente, siamo qua a parlare da mezz'ora, lui ha fatto un discorso di un quarto d'ora, non si è capito niente. Lei si è capito che è una carceriera, lui non l'ho sentito, non si è capito niente, tu lo so. Però tu sei memorabile per la caricatura di Crozza che è impari a te, cioè tu sei molto più divertente di lui. Ti giuro, la mia fidanzata, che è una donna di grande sensibilità, ti ama perché quando vede Crozza dice spostati, lascia spazio a Zaia che mi diverte di più. È meraviglioso, è così. Per cui. No, ma ti dirò che Crozza fa meglio Zaia di me. E tu fai meglio Crozza di lui? Ma certo. No, veramente devo farti i complimenti perché io ho sempre avuto simpatia per te, perché siamo amici da quando tu eri, non so, assessore, presidente. Ma la mia fidanzata diceva fermi, c'è Zaia, quando arriva Zaia, e tu eri lì che davi i numeri, dicevi allora adesso ci sono 850.000 Crisanti, hanno Covid, che ti ricordi? Era meraviglioso. Speriamo che tu possa ricominciare a fare il bollettino su altre cose magari più belle e più utili, sulle fidanzate di Sgarbi per esempio, bollettino delle fidanzate, e quindi vedi. Comunque, detto questo, ho cercato di rendere amena la vostra sofferenza. Vi invio il saluto del governo e del mio amico ministro, che è una persona molto sensibile e non credo che vada a cavallo. Io sono andato a cavallo quando ero sindaco di San Severino Marche e posso anche dirvi che senza ambizione, ma nella certezza del mio merito, ho già il bozzetto per un monumento a cavallo. Sono l'unico contemporaneo per cui un artista ha disegnato un monumento a cavallo. È ancora un bozzetto, ma credo che verrà messo nella piazza di San Severino Marche alla mia morte. Io fui sindaco a 37-38 anni in quel paese, quindi già è pronta la piazza. Per quello che riguarda questa iniziativa, è vero che la villa e il cavallo hanno una naturale corrispondenza, quindi l'iniziativa della Campese è certamente significativa, e ricorderò anche che Carditello e Persano, la reggia di Persano, sono stati luoghi dove sono stati allevati cavalli speciali con identità genetiche che sono diventate tipologie di cavalli. Questo forse non accade nel caso di Verona, ma nella grande tradizione delle ville venete l'idea che ci sia una animazione e una vita che per i cavalli e il mondo dei cavalieri, pensate che la parola cavaliere ritorna nei poemi di Ariosto e di Tasso, e cavaliere è un rango che forse è il più alto delle cariche pubbliche, oltre al Cavaliere della Repubblica, al Cavaliere del Lavoro, perché è la condizione più alta che un uomo possa avere. Quindi c'è una letteratura, c'è una rappresentazione iconografica. La città gemella vostra, che è Mantova, ha in Giulio Romano, che è maestro della grande tradizione rinascimentale veronese, di Paolo Veronese, la Sala dei Cavalli. I cavalli avevano casa e stanza con una dignità quasi umana, e un uomo a cavallo è un uomo superiore per altezza e per dignità. Infatti io credo che il presidente della regione Veneto debba andare a cavallo e debba essere rappresentato a cavallo, perché questo lo distingue dal triste suo collega della Lombardia, che va a piedi e verso la Moratti, quindi si trova anche nelle difficoltà, mentre lui va a cavallo da solo e glorioso. Quindi io crederò adesso, invece dell'automobile, al Ministero di darmi il cavallo, e posso anche dire che quando io parlo della pittura faccio spesso un riferimento al vostro mondo,
perché si può dipingere, ma vedete quando andate alla Biennale o altrove, opere che sicuramente Zaia finge di guardare ma con dispetto, dalla merda d'artista all'orinatoio, al Padiglione Italia, vedi delle schifezze tali, le devi trattenere perché non sei sgarbi. È l'arte contemporanea, che più è brutta, più è contemporanea, più è fatta di cose rotte, spezzate e buttate via. Allora qualcuno ti chiede, ed è anche capitato, ma non si può più dipingere? No, perché chi dipinge bene è merda e la merda dell'artista è arte, per cui in questo capovolgimento uno dice vabbè, non si può più dipingere, non si può più disegnare, l'avanguardia, l'astrattismo, tutto quello che è ricerca di provocazione ha preso il posto della pittura. Allora io molti anni fa, parlando con un buon pittore comunista, perché i comunisti sono più tradizionalisti, quindi Guttuso, in questo caso Sughi, disse: dipingere è come andare a cavallo. Però se tu oggi devi andare da Verona a Mantova ci vai in macchina, nessuno ti impedisce di andarci a cavallo, ma il cavallo non è più un mezzo di trasporto, è diventato la memoria di quello che è stato. Quindi un pittore è come una persona che va da cavallo, lo puoi fare anche per una strada con molte difficoltà, ma nella tua mente il mezzo di trasporto non è più il cavallo, lo è stato per millenni. L'umanità ha vissuto a cavallo, ha trasportato e ha portato la propria dignità e la propria forza a cavallo. Oggi le automobili hanno i cavalli, perché il cavallo è il simbolo della forza, della potenza, del movimento. Ora, il cavallo, anche se tu non lo puoi usare per le attività quotidiane, è comunque l'emblema di un'azione che vede un rapporto diretto con l'uomo, che ha rapporto con pochi animali, con il cane per la fedeltà, con il gatto per il piacere domestico dell'inganno, come il tradimento di una moglie, e con il cavallo. Sono animali che fanno parte della vita degli uomini, aumentano la vita degli uomini. E anche se altro oggi ha preso la nostra vita, per cui noi ci muoviamo con gli aerei, ci muoviamo con le motociclette, ci muoviamo con le automobili, il cavallo può essere usato e inteso come espressione di pura felicità, di puro piacere, per cui il cavallo da strumento della vita quotidiana è diventato felicità. Quindi voi avete una condizione privilegiata che non potrà mai finire. Si potrà anche decidere che l'arte è fatta di neon, ma un pittore può disegnare, un pittore può dipingere, come un uomo che va a cavallo invece che in automobile. Quindi il cavallo è la metafora dell'arte, della bellezza, della felicità e della libertà. E chiuderò ricordando Shakespeare che diceva: lasciatemi il superfluo e toglietemi il necessario. Il cavallo è un superfluo indispensabile, l'automobile serve soltanto per i presidenti. Grazie. Grazie. Secondo la tempistica abbiamo la possibilità di vedere il video di sintesi dell'iniziativa di Cavallo in Villa 2022. Io concluderei questo incontro con un rapidissimo video che avrebbe la presunzione di riassumere in qualche minuto quello che è stato Cavallo in Villa 2022. Grazie, possiamo andare. Storia, arte, ville venete insieme ai cavalli credo che sia un connubio davvero eccezionale. Complimenti al Presidente Clara Campese, al Comitato Regionale FISE Veneto, perché veramente è un'iniziativa importante. La promozione dello sport, il gesto sportivo e anche la bellezza di questi posti è veramente un'intuizione opportuna e centrata. So can we skip to the good part?
format che assolutamente deve e può essere portato anche nella nostra provincia di Treviso. L'aspettiamo. Bella per i bambini è stata quella di venire a contatto, quindi di toccarlo, di accarezzarlo, di spazzolarlo, perché è quello di cui forse adesso i bambini hanno maggior bisogno. Questo progetto nasce da una spinta del cuore e quindi si traduce in un'espressione articolata del mio grande amore per i cavalli. Pregherei Clara di avvicinarsi qui per consegnare un omaggio floreale alla signora Katia Ricciarelli, che ci ha onorato della sua presenza, graditissimi. Nel frattempo un ringraziamento vivissimo agli sponsor, tra cui merita menzione il main sponsor, quindi rimandando alle immagini che abbiamo visto, un vivo ringraziamento a Cap Italia, alla signora Lelia Polini, per aver sostenuto in modo significativo l'iniziativa Cavalli in Villa. Ora, in conclusione dei lavori, veramente grazie a tutti quanti gli illustri relatori, ai quali chiederei di consegnare in modo un po' più rapido e sbrigativo un omaggio, un presente, l'onorevole Elisa De Berti, presidente avvocato Marco Di Paola. Ricordo però alla dottoressa Antonella Alban di avvicinarsi cortesemente per la sottoscrizione del protocollo d'intesa con Fise Veneto. Un omaggio al professor Vittorio Sgarbi, neonominato sottosegretario di Stato alla Cultura e ai cavalli. Dottoressa, prego. Mentre la dottoressa si avvicina per una rapida sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Istituto Agrario, io volevo concludere condividendo con voi, in particolar modo con tutti gli ospiti e il nostro Presidente, con una frase che ho letto qualche giorno fa del beato Carlo Acutis, il quale diceva, tra virgolette, tutti nasciamo come originali, ma molti muoiono come fotocopie, chiuse le virgolette. E su questo ho riflettuto e ho pensato che per me l'insegnamento fosse: non serve fare cose eclatanti, non serve fare cose grandi,
L'importante è riuscire a rendere straordinario quello che è ordinario. Grazie a tutti, grazie. Nel frattempo, con questo adempimento solo di sottoscrizione, inviterei i presenti a lasciare la sala, in quanto necessario la prosecuzione dei lavori. Al governatore abbiamo dato, sì.